Bentrovati all'approfondimento post telegiornale con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ciao Ferdinando, bentrovato. Buonasera Marco a tutti. Allora, partiamo dal caso Liliana perché ci sono, diciamo così, novità quantomeno a livello di dichiarazioni della difesa di Sebastiano Visentini, il vedovo di Liliana, gli avvocati Bevilacqua, padre e figlio, che dicono bisogna sentire subito il tecnico della sala settoria Molinari, non si può dargli del mitomane senza averlo interrogato, e quindi istanza in procura per l'interrogatorio del PM per mettergli agli atti quello che ha detto in giornata in cui, diciamo così, la bagarre mediatica si è riaccesa. Sì, tanto che ovviamente dovremo parlarne di nuovo a Ring questa settimana in una parte della puntata del giovedì sera, perché davvero settimana scorsa siamo rimasti tutti colpiti, stupiti da un'anticipazione di Tele4, poi quell'intervista fatta dalla collega Tonero del Piccolo e quindi insomma qua bisogna andare veramente a fondo, perché è un momento, e credo l'abbiate compreso molto bene da casa, delicatissimo in cui potremo essere davvero vicini a una svolta, al pari della totale riapertura di fatto di questa inchiesta, con degli approfondimenti che poi ci hanno portato all'analisi fatta dalla dottoressa Cattaneo, al pari del momento in cui è stato ufficialmente iscritto al registro degli indagati il marito di Liliana, Sebastiano. Insomma, adesso scoprire, ci ha stupito davvero un po' tutti, che dopo 3 anni arrivi qualcuno a dire: sapete che mi ricordo che quella volta lì in effetti ho sentito un crack, e ve lo dico adesso perché non sono uno che ha seguito molto le vicende. Tutto è possibile e l'abbiamo detto settimana scorsa, e per carità, però è chiaro che ha un po' colpito tutti quanti, e abbiamo fatto immediatamente degli approfondimenti per comprendere se sia qualcosa di frequente, se sia qualcosa che può capitare, certo, ma che sia qualcosa soprattutto che non va segnalato, qualora durante un'autopsia possa capitare che si rompa per un errore, diciamo, nel maneggiare un corpo sofferente anche nelle condizioni chiaramente fisiche dopo il decesso, si possa rompere un osso e questo non debba essere riportato scritto nell'autopsia. Ripeto, tutto può accadere. È chiaro che abbiamo molte domande e, se possibile, ne abbiamo ancora di più rispetto a settimana scorsa. Questa fa parte della strategia difensiva. Che obiettivo ha e quale è la verità? È davvero così come dice la famiglia di Liliana? In realtà quella frattura c'è ancora prima della prima TAC e della prima autopsia, e quindi non è vero quello che dice il tecnico di laboratorio, oppure è vero quello che dice il tecnico di laboratorio? Insomma, credo che ci siano moltissime domande, e questo implica che stiamo arrivando probabilmente a un nuovo momento di svolta. E ci aggiungo quello che abbiamo fatto sentire settimana scorsa a Telegiornale, a Ring, l'arrivo della nuova procuratrice, che ha detto: saremo veloci, efficaci, come dire, no? Quindi leggerò le carte e saremo su questo veloci per dare una risposta. Quindi è il momento, spero, davvero di una svolta. Ti porto sulla politica comunale anche dopo lo scorso Ring in cui ha ospitato il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Oggi in giunta il comune di Trieste ha fatto una prima manovra per abbattere il debito comunale di 17 milioni di euro, ha liberato fondi per i centri estivi e ha preparato, a detta dell'assessore Bertoli, il bilancio, la famosa manovra da 36 milioni all'aggiustamento estivo, tra virgolette, perché sono fondi ingenti, certo, che apre il progetto della nuova terapeutica e alla ripavimentazione di Piazza Unità, temi sui quali vi siete concentrati nell'intervista con il sindaco. E temi che fanno dire ogni volta all'opposizione: perché allora invece non usiamo i soldi dell'avanzo dell'aggiustamento di bilancio, assestamento di bilancio, per poi pagare tutti i dipendenti all'interno della macchina comunale, e quindi non aprire con una esternalizzazione l'asilo di Roiano, perché arriva quello che accade domani, che è molto atteso. Anche stamattina ho incrociato Roiano di nuovo
il sindaco perché ci tiene particolarmente, lo vedo in costanti sopralluoghi in attesa della riapertura di quella che è un asilo in mezzo a una foresta ormai, perché c'è molto verde, c'è l'area gioco, c'è quel parcheggio che ha cambiato la vita dei residenti di Roiano, non faccio altro che sentire moltissime persone soddisfatte di questo. Bene, sapete che una delle punte diamante che spesso ribadisce lo stesso sindaco è il fatto che si sia a debito quasi zero nell'amministrazione comunale di Trieste. Sappiamo che ci sono amministrazioni comunali in altre zone d'Italia che sono vicine al dissesto superato, risorse che qualcuno ha dovuto mettere dallo Stato centrale, insomma comune di Trieste è in condizioni che gli altri si sognano. Poi c'è la differenza rispetto a quello che dicevo poco fa, se assumono o meno le persone, tra la spesa corrente e la spesa di fatto per investimenti, cioè gli stipendi e gli investimenti che sono quelli che rientrano di fatto in larga parte nell'assestamento di bilancio di questo momento, e quindi tra questi ci sono i soldini anche per Piazza Unità. Lo ha ribadito anche l'altra sera a Ring, il sindaco ne è davvero convinto e quindi si procederà in tempi, a quel che ho capito, piuttosto rapidi, con chiusure parziali. Doveva avere una risposta dalla sovrintendenza sul tema delle caditoie per non farle con le pietre, quindi per lo scolo dell'acqua, ma farle in ghisa, e quindi qua quando la sovrintendenza darà una risposta si procederà anche su questo. Allora, ti devo portare forzatamente in acqua di mare oggi, perché c'è stato l'avvistamento della Verdesca, non tra l'altro... Sì, perché sei come Spielberg, quando si avvicina l'estate ci terrorizzate con gli squali, tu sei andato lì a documentare. L'anno scorso era la povera balena, diciamo così, che non è finita bene. Questo invece è un esemplare quasi adulto, 2 metri e passa di Verdesca, vediamo le immagini mentre ne parliamo assieme, che diciamo così è venuta sotto costa probabilmente seguendo dei banchi di pesce, ha perso un po' l'orientamento, ma proprio sotto i nostri occhi poi ha ritrovato la via del largo, un esemplare di una certa dimensione, più di 2 metri, tanti curiosi tra l'Adriaco e la società triestina della vela, proprio sulle rive, no? In sacchetta, che hanno approfittato per uno scatto di un esemplare che insomma questa volta ha una certa rilevanza, devo dire, di un colore blu straordinario. Fa il giro del mondo, su questa immagine diventa la Verdesca più famosa. Guarda, è bellissima, questa immagine è davvero bella, mi hanno colpito soprattutto le parole di Saul Ciriaco, che ovviamente ha detto e ha specificato come cercate, probabilmente bisogna capire le condizioni, se è sofferente, se è stressato, quindi non avvicinate, non fate rumore, non cercate di accarezzarlo, non dategli cibo, cioè insomma, quindi non cercate di portarlo al largo, quindi ha dato tutta una serie di indicazioni essenziali sul come ci si deve approcciare nel momento in cui si trova un evento eccezionale, ma che eccezionale poi in realtà non è, come hai detto anche tu poco fa, perché magari ha seguito dei banchi di pesce, quindi si è avvicinato un po' più alla costa e che è più lui a rischiare rispetto a noi. Chiaro, certo. Se ti trovi in acqua, ti trovi una Verdesca davanti, insomma un po' ci pensi, però insomma comunque è lo squalo nostrano e quindi insomma ci ignora di certo. Occhio a questo link diretto, perché oggi c'erano anche dei delfini a largo di Grignano, segnalati anche dall'area protetta di Miramare, ma il tema più che i delfini di Grignano è il delfino del sindaco, cioè chi sarà il successore di Piazza? Pensa che link. Non fa assolutamente il nome, ecco, quello sta girando al largo ancora, secondo me, perché ho cercato di chiedergli l'altra sera se per caso è una persona già presente in consiglio comunale, ho visto che lì stava per darmi una risposta, poi in realtà è abile in questo e quindi giustamente, mancando ancora molto tempo al 2027, data di scadenza dell'amministrazione comunale, non mi ha voluto dire neanche questo. Insomma, comunque lui lo avrebbe in testa, l'ha detto tante volte, insomma, quindi però senza fare il nome. Nel frattempo Francesco Russo, che non si sa se ufficialmente sarà di nuovo candidato, ha lanciato però questa nuova iniziativa di ascolto, la Trieste che vorrei, e quindi mi sembra che insomma qualche mossa l'ha fatta. Lui è convinto che per esempio il centro-sinistra non abbia alternative a lui e fin qui è nei fatti.
è colui che ha già corso e che è il più votato anche nel Consiglio regionale, quindi una sua campagna da aspirante sindaco parte in vantaggio sul fronte della notorietà rispetto ad altri. Certo, bisogna vedere quali eventualmente saranno gli altri e quindi c'è anche su questo una partita ancora aperta. Quello che condiziona il futuro eventuale di Francesco Russo sicuramente è la sfida già avuta, quindi una sconfitta nei confronti del centrodestra, ma dopo Di Piazza, esattamente come qui dopo Zaia, si apre un mondo completamente diverso. Certo, e poi abbiamo ancora un minuto e mezzo, mi sa che la cabinovia o via che dir si voglia, temo sarà ancora al centro del dibattito. Sarà sicuramente il tema della campagna elettorale. Di qui al 2027, almeno stando alle parole del ministro Salvini che l'ha finanziata, una prima pietra ci dovrebbe essere nelle volontà, ribadisco, anche del ministro. Di sicuro a quel punto sarà più o meno tema di campagna elettorale, ma ancora lo sarà pienamente, perché poco lo è stato della campagna elettorale precedente, a essere onesti, benché presentata prima del voto, ma era un po' nascosta nel dibattito. Comunque io mi ricordo le domande nei confronti sia a Francesco Russo che a Roberto Di Piazza di quel progetto lì, quindi insomma se ne parlò già allora. Di sicuro sarà ancora più protagonista nella campagna elettorale futura. Grazie al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie a voi, buona serata. Restate con noi, restate su Tele4. Spinto a terra all'uscita della propria auto e rapinato del cellulare in piazza Ospedale, caccia al giovane con la felpa blu e cappuccio che ha agito nottetempo. Sentire subito il tecnico Molinari, non si può dargli del mitomane senza nemmeno averlo interrogato. In stanza in procura dei legali di Sebastiano Visintin, il vedovo di Liliana Resinovic. Il Comune di Trieste abbatte il debito per 17 milioni di euro, libera i fondi per i centri estivi e prepara la manovra da 36 milioni per la nuova terapeutica e il rifacimento di Piazza dell'Unità. Verdesca di oltre 2 metri in sacchetta, il tam tam sui social per l'avvistamento dello squalo attira decine di curiosi, le immagini ravvicinate dell'animal della nostra emittente. Comitato Nuovo Via, appello alla partecipazione per la discussione in Consiglio, poi l'attacco all'ingegner Bernetti del Comune a cui risponde l'assessore Elisa Lodi. Bando di concorso per la copertura di 19 posti di agente della Polizia Locale di Trieste. Per le giornate del 21 e 26 maggio il Comune ha organizzato 2 Open Day. Il punto con il GM Arcieri in vista dei play-off della Pallacanestro Trieste, le condizioni di Valentine e Ruzieri, il ricorso per il campo e l'assetto con il doppio lungo. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale serale di Tele4. Iniziamo con la cronaca. Spinto a terra e derubato del cellulare in piazza Ospitale la scorsa notte, è successo a un 50enne triestino che ha descritto il giovane aggressore ai carabinieri. Rapina in strada la scorsa notte nella zona dell'Ospedale Maggiore. Un 50enne triestino appena sceso dalla sua auto in piazza dell'Ospitale con il cellulare in mano è stato spintonato a terra da un giovane che dopo una breve colluttazione gli ha rubato il telefono dandosi alla fuga a piedi. Il fatto è accaduto intorno alle 4:30 del mattino. Ai carabinieri intervenuti sul posto su richiesta della moglie, il 50enne ha fornito una sommaria descrizione del rapinatore, un ragazzo che indossava una felpa blu con il cappuccio sulla testa. Le pattuglie giunte da Borgo San Sergio hanno subito avviato le ricerche del ladro in tutta l'area, ma con esito negativo. L'uomo, una volta rincasato, è stato sentito dai carabinieri e invitato a sporgere denuncia. Fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche. Le indagini dei militari dell'Arma potranno avvalersi anche delle riprese delle varie telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell'Ospedale Maggiore.
È stato trovato riverso a terra in arresto cardiaco l'operaio edile di 58 anni soccorso ieri mattina da un'ambulanza del 118 nel cantiere di un'abitazione privata in via Monte San Giovanni a Aquilinia. L'uomo è stato sottoposto a rianimazione sul posto con il defibrillatore, dunque è stato intubato e ricoverato con la massima urgenza all'ospedale di Cattinara, dove risulta ancora in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sul posto è stato realizzato un sopralluogo dai tecnici del comparto sicurezza sul lavoro di Asugi, supportati da una pattuglia dei carabinieri. Secondo furto in pochi mesi al bar Fabri di Viale 20 Settembre, i ladri hanno portato via tutte le sigarette e diversi contanti nel fondo cassa. Stavolta Fabrizio Paoluzzi, titolare del bar Fabri, non vuole parlare alle telecamere. Il furto subito fra domenica notte e lunedì dal piccolo locale in Viale 20 Settembre è il secondo in pochi mesi, nonostante le telecamere di sicurezza segnalate da un cartello. I malviventi si sono portati via tutte le sigarette e un centinaio di euro del fondo cassa, ma hanno trovato il tempo di mangiarsi qualche polpetta. Si vede che sono buone, ha commentato Paoluzzi, che però non ha voglia di scherzare. Secondo le ricostruzioni effettuate dalla polizia che si occupa del caso, per entrare nel locale i ladri avrebbero utilizzato un piede di porco. Gli inquirenti visioneranno anche i filmati degli altri impianti di sorveglianza montati in zona, sperando almeno di trovarvi i movimenti dei delinquenti. Paoluzzi ora doterà il suo bar, aperto 7 giorni su 7, di un sistema di allarme più sofisticato e anche se provato da quanto accaduto, dopo più di 30 anni di presenza in quella parte del viale, non ha intenzione di abbandonare la propria attività. Mai molar, ci ha detto. E torniamo a parlare del caso Liliana. Sentire subito il tecnico di Sala Settoria Giacomo Molinari. Non si può dargli del mitomane senza nemmeno averlo interrogato. Istanza in procura dei legali di Sebastiano Visintin, il vedovo di Liliana Resinovic. Com'è possibile che le affermazioni di Giacomo Molinari siano ritenute false e quindi inattendibili senza che questa persona sia nemmeno stata sentita in procura e quindi interrogata dal PM? Gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che difendono il vedovo di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, in una nota si dichiarano stupiti dall'etichetta di mitomane che è stata attribuita al tecnico della Sala Settoria che ha partecipato alla prima autopsia sul corpo della donna. L'uomo infatti ha rivelato pochi giorni fa di aver inviato alla Procura di Trieste una memoria in cui ammette di aver procurato la frattura alla vertebra toracica di Liliana, un atto riferito come involontario avvenuto sistemando il corpo. Proprio quella frattura che, stando ai consulenti della Procura guidati da Cristina Cattaneo, aveva fatto ipotizzare come la morte fosse avvenuta in realtà per omicidio. I due legali riferiscono il loro stupore rispetto ai toni perentori con cui il pool difensivo di Sergio Resinovic etichetta le affermazioni del preparatore anatomico come mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane, addirittura aprendo le porte a una querela per falso. Questo ovviamente a meno che non vi sia chi abbia in mano conoscenze processuali diverse da quelle che la difesa dell'imputato peraltro fin qui non ha. Ci chiediamo con franchezza, scrivono, come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Molinari siano false e quindi inattendibili, siccome frutto, da quel che leggiamo a titolo di aperta censura, di fantasia di un cittadino su cui è stata fatta cadere la scure di mitomane prima ancora di capire se egli sia stato sentito in procura e sia stato quindi sondato dal pubblico ministero procedente al riguardo. Un modo questo, stando ai Bevilacqua, anche per sottrarre il caso dall'ennesima diatriba mediatica. I legali hanno quindi comunicato di aver presentato istanze in procura affinché il tecnico venga sentito quanto prima, acquisendo agli atti le sue affermazioni. Torniamo a parlare del crollo del tetto della piscina acquamarina, ormai datato 6 anni fa, quasi, per cui il processo ai 4 imputati si sta avviando alle fasi conclusive. Il tetto della piscina acquamarina crollò il pomeriggio del 29 luglio 2019. Solo una circostanza temporale fortunata fece sì che in quel momento fosse vuota perché chiusa per lavori di manutenzione, evitando così una potenziale tragedia. Ora, a quasi 6 anni di distanza, il PM Ilaria Iozzi chiede una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per Fausto Benussi, il progettista dell'intera struttura, sostenendo che si trattò di un macroscopico errore di calcolo nella progettazione. La sostituzione del
bullone sul tetto all'origine del fatto è stata ribadita più volte in aula nel corso dell'illustrazione delle perizie, ma ciò che l'accusa imputa in modo chiaro all'ingegner Benussi sono i calcoli progettuali a monte del realizzo dell'opera, cioè il valore di inerzia delle travi, sostanzialmente la loro capacità di sopportare il peso senza collassare. Chiesta la soluzione invece per i 3 coimputati, Pietro Zara, titolare dell'impresa che realizzava la manutenzione sul tetto, e i 2 operai Giuseppe Pugliero e Ottavio Ignat che stavano eseguendo i lavori. L'accusa per gli imputati è per tutti di disastro colposo. Presentata anche la richiesta di risarcimento da parte del Comune di Trieste per oltre 11 milioni di euro, il cui legale chiede invece la condanna di tutti e 4 gli imputati per imperizia e negligenza nelle loro condotte. Si torna in aula il 30 di giugno per le arringhe delle difese, poi finalmente la sentenza. E ora la politica comunale. Il Comune di Trieste riduce il proprio debito finanziario con un provvedimento che impiega circa 17 milioni di euro, fondi che portano risparmio di spesa corrente che il municipio utilizzerà per altri servizi, come ad esempio i centri estivi. Con un'operazione volta ad alleggerire il debito comunale e quindi risparmiare sugli interessi che il municipio versa annualmente, l'assessore al bilancio del Comune di Trieste Everest Bertoli ha portato in giunta un provvedimento che destina circa 17 milioni di euro a riduzione del carico finanziario pubblico. La misura andrà in consiglio comunale alla prossima seduta, ma di fatto, afferma Bertoli, il lavoro è orientato a liberare fondi nella spesa corrente per destinarli ad attività ritenute primarie, come garantire i centri estivi. È un'operazione appunto che non solo libera 1,5 milioni di euro sulla spesa corrente, che poi ci potrà permettere per esempio di investire molto di più sui, faccio un esempio, i centri estivi, ma questo lo decideremo insieme con i colleghi di giunta e la maggioranza, pone il Comune di Trieste in una situazione assolutamente virtuosa. Basti pensare che dopo questa operazione su ogni cittadino, su ogni nostro concittadino ci sarebbero solo 95 euro di debito, mentre in altre realtà, basta citare Torino, dove siamo oltre Torino, Milano, Roma, dove siamo oltre i 3.000 euro di debito, oppure in realtà che forse sono anche più virtuose come Bologna, dove comunque la cifra è estremamente importante, oltre i 200 euro. Ecco, è una buona e sana amministrazione che libera le risorse perché pensa al futuro e contemporaneamente non ferma gli investimenti nel presente. Con questa scelta sembra che quindi si vada da un lato a erodere il debito, ma dall'altro a rinunciare a investire denaro in altri progetti. Tesi subito smontata da Bertoli, che annuncia una variazione di bilancio da circa 36 milioni di euro, all'interno dei quali ci sono i fondi ottenuti dalla vendita di Palazzo Carciotti. Sta per arrivare una variazione di bilancio di oltre 36 milioni di euro di investimenti nuovi, oltre i soldi che avevamo già messo in atto, dove diamo risposte immediate e puntuali. Ad esempio facciamo partire definitivamente l'iter della piscina acquamarina con un ulteriore stanziamento di 5 milioni per parlare poi di piazza Unità, o anche di tante altre piccole importanti questioni che però ci stanno a cuore e per quali non fermiamo assolutamente gli investimenti. Un attacco alla presenza dell'ingegner Bernetti ad un convegno ad Innsbruck sui collegamenti a Fune. Bernetti, ricordiamo, dirigente del Comune di Trieste, dell'area dedicata proprio ai lavori pubblici e in particolare responsabile unico di procedimento per il progetto della cabinovia, ha chiuso stamani la consueta assemblea del comitato Nuovo Via. Durissima la replica della giunta comunale di Piazza per voce dell'assessore Lodi. L'ormai consueto incontro pubblico del Comitato Nuovo Via ha ripercorso all'inizio gli schemi ormai consueti, ovvero l'illustrazione dello stato dell'arte della questione che riguarda l'impianto e delle contestazioni, oltretutto alla vigilia dell'iter in Consiglio Comunale dell'esame delle osservazioni alla variante numero 12. Confidiamo che si svolga un dibattito vero, posto che questa è l'ultima delle occasioni per dibattere della cabinovia nell'organo deputato, il Consiglio Comunale. Confermate le audizioni davanti al TAR a metà luglio, sentenza probabilmente dopo l'estate, il leader del comitato si è soffermato ancora una volta sull'iter delle contestazioni presso l'Unione Europea. Bruxelles ha estratto finalmente nell'apposita segretariato per le petizioni la pratica cabinovia e ci ha chiesto di fare il punto, quindi ben volentieri manderemo fuori ulteriori documentazioni. Però in cauda venenum. Il comitato ha stigmatizzato pesantemente la presenza ad un convegno ad Innsbruck dedicato anche ai collegamenti via cabina di Giulio Bernetti, il dirigente comunale incaricato di seguire il progetto. Ci domandiamo a che titolo lui abbia partecipato, posto che non è previsto
che è un responsabile del procedimento, con un procedimento che non è ancora chiuso, con un procedimento che ha 5 ricorsi al TAR, vada a parlare in queste occasioni. Poteva andare un politico e soprattutto doveva andare uno della Leitner. Penso a questo punto che il Comitato non abbia più temi e debba sollevare temi di questo genere e alludere a queste cose per pur di poter fare una conferenza stampa. Immediata e secca la replica dell'assessore comunale Elisa Lodi. Si assumeranno le responsabilità di quello che dicono. L'ingegner Bendetti è andato per conto del Comune di Trieste a parlare di un'opera del Comune di Trieste, autorizzato dal Comune di Trieste e dal suo direttore generale, tirare fuori temi riguardanti all'impresa che si è aggiudicata l'appalto lo trovo veramente vergognoso e imbarazzante. Quindi se si vuole mantenere un profilo tecnico o di contestazione è una cosa, andare su altri temi lo trovo veramente sgradevole. Proseguiamo con la politica regionale. La terza commissione del Consiglio regionale ha approvato la cosiddetta Omnibus in merito alla questione sanitaria, cioè anche sul fronte disabilità e politiche sociali nella seduta di ieri. La vediamo. Via libera a maggioranza in terza commissione del Consiglio regionale alle parti di competenza della cosiddetta legge Omnibus. In particolare sono stati trattati gli articoli riguardanti salute, politiche sociali e disabilità. L'assessore Riccardo Riccardi ha illustrato i contenuti che riguardano principalmente modifiche e aggiornamenti alle norme nazionali, ad esempio per le funzioni di assistenza nelle case di comunità o la definizione di cure intermedie. Questo ci permetterà anche di avere un linguaggio comune in tutta Italia, di poter avere dati certi e dobbiamo fare in modo che tra il domicilio e l'ospedale ci sia tutta una serie di servizi appunto territoriali con dei nomi che però siano facilmente riconoscibili, quindi casa della comunità, ospedale della comunità, l'RSA, case di riposo eccetera eccetera eccetera. Aggiornamento giusto ma tardivo, ha attaccato invece Emanuela Celotti del Partito Democratico. Lo facciamo ad un anno dalle scadenze del PNRR che finanziavano una serie di strutture legate proprio al DM77 sulla riorganizzazione della sanità territoriale, quindi siamo un po' tardi. Sulle case della comunità la questione di fondo secondo me è che dobbiamo cominciare a fare quello che possiamo per attivarle, perché al di là degli interventi edilizi c'è tutto il tema del che cosa ci mettiamo dentro. Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato 2 emendamenti relativi agli animali da compagnia. Allora intanto è stato fatto un passo avanti rispetto a quello che c'è adesso, c'è stato un incremento anche del budget messo a disposizione per fare le sterilizzazioni. A livello nazionale è stato costituito il sistema nazionale degli animali da compagnia, a cui la Regione sta guardando con interesse. Ecco, i miei emendamenti dicono: Regione, fallo subito, perché già sono 10 le regioni che hanno aderito. Ancora di animali domestici ha parlato Lucia Buna della Lega, che ha apprezzato il recepimento in norma di un suo emendamento presentato lo scorso luglio. L'assessore è sempre stato attento alle sollecitazioni anche che arrivano dall'Aula, tant'è che l'anno scorso proprio un mio emendamento un po' innovativo ma già testato sul territorio, che va nel verso di dare una mano soprattutto nei territori, quindi nei comuni, per alleggerire il problema del randagismo. Ed ora quella che è la curiosità del giorno, una verdesca di oltre 2 metri di lunghezza in sacchetta tra le imbarcazioni all'ormeggio proprio sulle rive di Trieste. L'hanno vista in molti curiosi, a decine, ma anche gli aficionados delle società nautiche che hanno le loro sedi in zona. Una verdesca di oltre 2 metri sotto costa, anzi addirittura in sacchetta, è l'eccezionale avvistamento a cui hanno assistito decine di curiosi triestini in tarda mattinata sulle rive, sul pontile che collega Marina San Giusto all'Adriaco. Lo squalo, finito sotto riva presumibilmente alla ricerca di cibo, è rimasto fra le imbarcazioni e gli ormeggi per oltre un'ora, facendo scattare gli inevitabili scatti fotografici, video circolati poi in rete e commenti in salsa nostrana, mentre i tecnici di OGS
e area marina protetta di Miramare monitoravano l'esemplare. Le verdesche notoriamente risalgono l'Adriatico nei mesi estivi, seguendo i banchi di pesce azzurro, come fanno anche tonni, delfini e altre specie di squalo come il volpe, per poi dare alla luce i piccoli in acque non particolarmente profonde. Uno spettacolo della natura che però non va considerato un pericolo, bensì una testimonianza di salute dell'ambiente marino. E questo al netto dei burberi commenti registrati in banchina e di chi avrebbe voluto approfittarne per una grigliata, peraltro sconsigliatissima visto l'acre odore di urina che la specie emana una volta pescata. Chiedere ai vecchi pescatori per credere. Sarà per questo, sarà perché era tempo di concludere l'esibizione stile acquario, che la verdesca ha ripreso il largo proprio davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Sì, siamo qua, adesso sembra che se ne sia andata finalmente, sembrava intrappolata, però alla fine ha ritrovato la via. Ecco, un incontro, come dire, che una volta era abbastanza usuale in Adriatico, di questi tempi un po' meno. Sì, non se ne vedono molte, era stata avvistata un altro esemplare l'altra settimana se non sbaglio, sempre dall'area marina protetta, e mi hanno mandato la segnalazione e sono venuto qui in pausa pranzo a dare un occhio e sono in stretto contatto con l'area marina protetta e quindi ero qui come inviato speciale, diciamo. Ricordiamo anche ai tanti curiosi, no, che magari qualcuno ha detto boh, ma questa insomma è pericolosa eccetera, che sono questi tipi di squali un patrimonio da conservare e non un animale da temere. Assolutamente, di attacchi all'uomo diciamo ce ne sono penso quasi nessuno, quindi non c'è da temere e sono degli esemplari bellissimi, anche questa era fantastica da vedere, quindi proprio andate tranquilli. Allora è uscito il bando di concorso per la copertura di 19 posti di agente della polizia locale di Trieste. Sentiamo. 19 posti di agenti della polizia locale a Trieste. Il bando è appena uscito ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, patente B e A2 o superiori, diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. L'obiettivo è incrementare il personale della polizia locale, che attualmente conta 288 addetti di età media di 46 anni. Saranno in realtà più 20 le unità della polizia locale, perché ricordo a tutti che da poco è entrato anche un'unità cinofila e il concorso prevede l'assunzione di 19 nuovi operatori e voglio veramente ringraziare tutta l'amministrazione comunale e in particolare anche l'assessore Avian per la grande sensibilità ai temi della sicurezza. Per ricevere tutte le informazioni sul concorso e sull'attività della polizia locale, il Comune ha organizzato 2 Open Day, mercoledì 21 e lunedì 26 maggio alla caserma San Sebastiano di Viale Voltella. Le caratteristiche possono essere le più diverse, infatti colgo l'occasione per annunciare 2 giornate di Open Day, il 21 e il 26 maggio, durante i quali i candidati potranno anche conoscere quelli che sono i vari ruoli e le varie funzioni che svolge la polizia locale. Il corpo della polizia locale di Trieste è un corpo davvero ben strutturato, con tanti nuclei specialistici dove è possibile realizzare anche le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni. L'esame consiste in 3 prove, scritta, orale e di efficienza fisica, per la quale è necessario il certificato per l'attività agonistica. All'ultimo concorso nel 2022 parteciparono più di 600 aspiranti agenti. Ed è molto importante perché questo è il secondo concorso che facciamo durante il mio mandato. Il primo era nel 22, dove abbiamo avuto 699 domande e speriamo questa volta di averne di più, perché così ci permetterà di sostituire tutto il personale che va in quiescenza o che si trasferisce presso altri enti, di avere personale da cui attingere da fermeggerate liste. Un istante di pubblicità, tra poco sempre su Tele 4. Bentrovati con la seconda parte del telegiornale di Tele 4. Si avviano alla conclusione i lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Udine storicamente interessato da fenomeni di smottamento. Oggi sopralluogo lungo il tratto interessato con l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. Un ottimo lavoro fatto bene, durato solo un anno, che ha messo in sicurezza tutto il territorio e le case
dei nostri concittadini. È soddisfatto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. A bordo di un elicottero ha effettuato un sopralluogo per constatare l'imminente conclusione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto considerevole di via Udine, si parla di 300 metri, interessato da anni da un grave smottamento le cui origini vanno ricercate nell'urbanizzazione dell'area avvenuta un secolo e mezzo fa. Un anno fa, con 1,5 milioni abbiamo fatto sì che tutta quest'area sia posta in sicurezza per i prossimi decenni. Ovviamente bisognerà fare delle manutenzioni continue, però la complessità è data che normalmente questi interventi si fanno in montagna e non in un'area urbana, tanto che si è dovuto utilizzare l'elicottero per portare delle grandi piastre di contenimento, interventi fatti in parete come si fa in montagna. Quindi l'intervento ha visto prima un'interlocuzione con il comune, poi la regione ha agito da sola. Il progetto esecutivo era stato approvato nel 2023. Le opere principali hanno riguardato il rinforzo delle difese superficiali, la posa di reti metalliche armate con geostuoie e l'installazione di chiodature profonde per contrastare l'erosione e migliorare la tenuta della parete. Iniziati il 1° marzo dello scorso anno, i lavori si chiuderanno il 27 maggio prossimo. E a Muggia è scontro politico tra Francesco Bussani del PD e il sindaco Polidori riguardo il progetto della fognatura in strada per Lazzaretto, in particolare nella zona di Acquario. Al centro c'è una polemica legata al finanziamento della regione. Lavori pubblici al centro del dibattito a Muggia tra maggioranza e opposizione. Il consigliere del Partito Democratico Francesco Bussani, ieri ospite a Tele4, ha attaccato il sindaco Polidori su diversi fronti, principalmente uno che è stato affrontato poco tempo fa in consiglio a Muggia, ovvero il progetto delle fognature di strada per Lazzaretto e l'area di Acquario. Per Bussani c'è stato un inghippo politico nello stanziamento regionale delle risorse quando la giunta era guidata dal sindaco Marzi. Non l'abbiamo fatta perché il suo amico e assessore regionale Scocimarro, quando andai a parlare con lui nel 2020 o 2021, mi rispose: ne riparleremo dopo le elezioni, aggiungendoci un sorriso che valeva più di 1000 parole. Le elezioni le ha vinte il centrodestra, però delle fognature non si sa niente, e nonostante fosse tutto pronto. È il 2025, Pisciolon è stata riasfaltata senza fare le fognature che da decenni i cittadini residenti attendono, e sulla parte costiera non si sa più niente. Non è che è stato insediato 3 mesi fa, stiamo andando verso il 4º anno di mandato, è tutto fermo. Pronta la replica di Polidori, che invece ricorda che ancora prima, per il progetto di Acquario sotto la consigliatura Serracchiani, sarebbe stato opportuno pensare più a largo raggio e richiedere i fondi per opere future a corredo dell'area balneare. Come mai non c'è stato il finanziamento allora e non poi con Scocimarro, dove Bussani dice: ma Scocimarro ci ha dato i soldi ridendo perché aspetteremo la prossima consigliatura? Perché non ha dato i soldi alla Serracchiani? Perché le opere, quando si fanno, bisogna farle funzionali. Allora, per chi non lo sapesse, Acquario non ha la fognatura, ha una marea di gente, veramente tanta gente che arriva, e quindi ovviamente c'è un problema di scarico delle acque nere. Dove vanno a finire queste acque? In enormi cubi che sono stati costruiti e devono essere spurgati 2 o 3 volte alla settimana in periodo estivo, con un costo che si aggira sulle 200.000 euro all'anno. Allora perché Bussani non dice che magari la Serracchiani poteva finanziare tutta l'opera, compreso il tratto di fognature almeno fino a lì? La Lega Pro, organizzatrice della gara di ritorno dei play-out Triestina Caldiero Terme di sabato 17 maggio allo Stadio Rocco, ha disposto l'opportunità di entrare a €1 in tribuna con la Ussi per i vivai delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio. L'eventuale adulto accompagnatore, ogni 20 tesserati, potrà beneficiare della medesima tariffa di €1. Le società interessate a assistere alla partita, che ricordiamo vedrà il calcio d'inizio fissato alle ore 20, potranno rivolgersi via mail all'indirizzo settoregiovanile@ustriestina1918.it entro e non oltre le 18:30 di giovedì 15 maggio. Se non avete preso nota della mail, sui social della Triestina c'è ovviamente già tutto. Il punto della situazione invece in casa Pallacanestro Trieste, in vista dell'avvio dei playoff contro Brescia, la situazione di Valentine, quella di Ruzieri, il ricorso per la squalifica del campo e l'assetto con il doppio lungo. Tutta una serie di temi che abbiamo affrontato ieri sera al Caffè dello Sport con il GM Mike Arcieri. Come sta Valentine, come sta Ruzier? Se non sbaglio Ruzier dovrebbe essere a posto, Valentine forse meno peggio di quello che si pensava, si può dire così?
penso che fra 36-48 ore sapremo perfettamente, però i segni sono positivi su tutte e due. Roots mi sembra che può allenare anche domani. Denzel ha fatto un X-ray oggi, è stato molto pulito, lui non ha dolore, dobbiamo ancora capire un attimo, però speriamo che possiamo andare a Brescia con tutti. Trieste che insomma wanna go big, per dirla in americano, vogliamo andare lunghi in certe situazioni, con Killer Kelly in più è possibile, no? Quello è sempre, specialmente nel playoffs, aggiustamenti che un allenatore deve fare, è più facile farli quando hai più armi nella tasca. Allora se di nuovo, come hai detto tu, nel playoffs il ritmo abbassa, più fisicità, meno fischi, sappiamo bene che difesa vince scudetti e dobbiamo portare anche di più energia e fisicità. Allora Jimenez ha la possibilità di giocare con un Jared Utah fa 3, oppure un Jeff Brooks, giocando con Kyler, Jace, allora ci sono più modi di giocare e dipende sull'opponent. Rispetto alla squalifica del campo, c'è la possibilità che con un controricorso che, non so se è già partito, sta per partire perché dovranno essere depositate le motivazioni della decisione, ci sia la possibilità di scongiurare questa seconda partita lontano da casa? Quanta possibilità c'è? Faremo tutto che possiamo fare, sarà sicuramente un altro ricorso, fra un pochino, allora però per dare 50%, 80%, 20%, veramente non lo so, però faremo tutto che possiamo fare per giocare di fronte ai nostri tifosi e sicuramente sapremo qualcosa, non so, entro mercoledì, giovedì, perché anche dobbiamo preparare un altro palazzetto, certo. Ovviamente. Allora sapremo, mi sembra tutto, sul ricorso, palazzetto, Ruzier, Valentine, nelle prossime colazione domani per entro giovedì, dai, diciamo così. Sì. Allora, è biancorosso il futuro cestistico dell'assistant coach Francesco Taccetti, confermato anche per la prossima stagione sulla panchina di Trieste, una notizia che va ad aggiungersi all'estensione del contratto del collega Nanni di 2 settimane fa, dando solidità e continuità al lavoro svolto fin qui dallo staff. È tutto per questa sera, restate con noi, restate su Tele4.